Si avvicina al canestro Perkins, spallate tra i due, semigancio di Perkins, sbagliato, rimbalzo conquistato da Brescia, che spinge la prima transizione offensiva della Valle per il primo tiro da 3 della sua partita, 3-0. Molto basse dal campo, solo 2 su 10 per la formazione di Frank Vitucci, alzata per Kobic con relativa schiacciata per il più 8 con i suoi primi 2 punti. Mezzanotte a spazio, non può esimersi ovviamente, dall'alzarsi da 3 entra freddo Mezzanotte. Reed, il taglio di Bowman, Mezzanotte si alza per il tiro dall'angolo, tiro sporcato corto, Bayer taglia bene fuori, prende il rimbalzo, realizza e prende anche il fallo. Parte di mano sinistra, Kai Bowman, poi si ferma perché c'è l'ottimo aiuto, il cambio difensivo a Chele, allora Bowman si alza per il tiro da 3, stavolta un po' come è successo all'inizio del match. È bravo Barnella a chiudere la linea di passaggio, prova da Copen, prova ad attaccare proprio Perkins, che resiste però, tiene bene in difesa Nick Perkins, poi Copen si alza dall'angolo, un gran canestro per Troy Copen, aveva difeso molto bene Perkins, poi alla fine Coben taglia fuori bene Bayer, rimbalzo di Brescia, Copen spinge, attacca proprio Bowman, canestro e fallo di Kai Bowman, del suo quarto peraltro. 11 di vantaggio, Cobbins lascia Copen, poi taglia, Copen va fino in fondo, prende il fallo da Risma, segna 2 punti, andrà in lunetta e Brescia adesso se ne va. Harrison per Mezzanotte ancora, schiacciato a terra per Perkins che finta su Cobbins, prende il canestro, prende anche il fallo Nick Perkins. Harrison prova a partire in palleggio, lo tiene bene Copen, Mezzanotte arriva per Risma, può andare Risma, da lì ha segnato Risma già in questo secondo tempo, lo fa ancora, il Bowman dall'altra parte prova ad andare fino in fondo, poi Bowman si incarta sulla difesa bresciana e dall'altra parte mamma mia Gabriella, fa venire giù il palla leonessa di Gabriel, qui si incarta clamorosamente Bowman, dall'altra parte guardate l'assist di Petruccelli e Gabriel va a inchiodare, rende di meno con questo replay la violenza della schiacciata di Kenny Gabriel. Guardate l'esecuzione che supera la metà campo, prova ad andare fino in fondo, si ferma Mascolo per Mezzanotte, si alza da 3, canestro da 3 di Mezzanotte, partita ancora viva. Petruccelli dall'altra parte, tiene palla, fa scorrere il cronometro, il tiro di Gabriel che probabilmente chiude il match. Achille tira giù il rimbalzo, il match con tutta probabilità finisce qua, vince 7-5, 6-9 la formazione bresciana.